Se torniamo indietro nella storia, si sono serviti anche per costruire qualche casa di Castelfranco, evidentemente. Sono servite anche a questo le storiche mura di Castelfranco, un patrimonio non solo dei residenti della città del Giorgione, ma di tutti i trevigiani. Un manufatto che risale al 1200, voluto dall'allora libero comune di Treviso per controllare il confine ovest della Marca, ovvero quello che guardava ai padovani. Non a caso la gemella di Castelfranco è Cittadella, che oggi ha saputo recuperare bene la sua cinta muraria, diventata una delle mete turistiche non solo cittadine, ma dell'Alta Padovana. Castelfranco invece ha le mura in pessime condizioni, con punti dove la cinta rischia di crollare e altri dove il tempo e soprattutto i bisogni della storia hanno subito una vera e propria opera di smontaggio. Fori che non solo hanno indebolito l'intera struttura, ma hanno permesso a piante rampicanti di inserirsi con le radici, oggi nuovo pericolo per fessurazioni e crolli. Questa è una zona della cinta muraria che è naturalmente invasa dalle erbe, in particolar modo dall'edera che è ha attecchito molto, creando anche delle voragini, creando dei buchi di fatto, e allora il primo intervento è quello di pulirlo naturalmente da queste erbe che stanno infestando e soprattutto poi ricostruire quelli che sono i buchi che si sono creati con mattoni naturalmente creati appositamente storici dell'epoca, in maniera da non creare naturalmente la diversità di intervento. Un'operazione essenziale quanto onerosa per il comune. Ma il totale è di circa 7 milioni di euro. Noi abbiamo già fatto un primo intervento sulla torre di nord-ovest di circa 700 mila euro, un'altra alla torre di sud-est di 500 mila euro. Adesso speriamo nella possibilità di raggiungere il buon cuore dei nostri cittadini, dei nostri diciamo così, concittadini e di poter raccogliere dei fondi atti al restauro delle mura. L'appello è rivolto a tutti i cittadini della provincia di Treviso perché sono beni della provincia di Treviso e quello di sottoscrivere anche solo 2 euro per diciamo così, intervenire sul restauro delle mura di Castelfranco. Una sottoscrizione garantita dal comune di Castelfranco. Il ricavato sarà destinato totalmente all'intervento delle mura di Castelfranco, al restauro delle mura di Castelfranco. E noi faremo vedere nelle prossime settimane quanto vale la solidarietà dei trevigiani per la loro Castelfranco.